Uno speciale sulla legge Ecobonus 110% è stato realizzato dalla nostra emittente, una trasmissione di servizio che fa chiarezza sulle tante problematiche della stessa e che in tanti condomini stanno sfruttando al fine di realizzare l'efficientamento energetico condominiale, con due esperti del settore, l'architetto Giuseppe Grimaldi e il presidente dell'ANAC, amministratore condominiale Salvatore Cultrera. Ma in realtà già da 3-4 anni esiste, prima si chiamava ecobonus, super bonus perché prevede fino al 110%, quindi diciamo che ciò che bisogna fare è affidarsi a professionisti e a un amministratore che abbia, come dire, le capacità e le conoscenze perché si possa raggiungere questo obiettivo. Abbiamo tranquillamente portato a termine, finendo il primo cantiere che condominio che notevolmente non soltanto da un punto di vista energetico è stravolto, ma anche da un punto di vista, come dire, estetico è un condominio notevolmente bello, che ha una sua che fa piacere, come dire, vedere. Immaginiamo se tutta la città facesse questo grande sforzo, tant'è vero che io ho cercato anche di coinvolgere l'amministrazione chiedendo che venisse istituito proprio un ufficio apposito per agevolare i tecnici nella ricerca dei documenti risultati dai nostri immobili, ma ciò che secondo me è ancora più importante è la possibilità di azzerare le nostre utenze. Io voglio fare un ultimo inciso perché dico l'operazione è gratuita. Perché si chiama 110%? La premessa è che in un momento in cui eravamo in lockdown, venivamo da anni di crisi dell'economia, soprattutto legata al settore dell'edilizia, si è pensato a questo incentivo, si è aumentato questo incentivo perché esisteva un incentivo che si chiamava Ecobonus al 70-75%, si è pensato di aumentarlo per due aspetti. Uno, in quanto l'Italia è comunque si è obbligata con i paesi della Comunità Europea ad abbassare l'immissione in atmosfera di sostanze climalteranti e quindi doveva fare degli interventi di contenimento dei consumi a livello energetico. Dall'altro lato per rilanciare il settore dell'edilizia. E lo ha reso vantaggioso non portandolo al 100%, cioè significa gratis, ma portandolo al 110%, ovvero non solo fa i lavori gratis, ma chi li fa guadagna in più anche un 10% di bonus. Il problema semmai è un altro, che noi purtroppo non riusciremo a fare tutti gli interventi che oggi la gente chiede, non solo a me ma a tutti i tecnici che stanno lavorando. E perché ci sono, non dal punto di vista tecnico, è il problema dei tempi, perché la proroga è diciamo, se non viene fatta una proroga in un arco temporale abbastanza medio-lungo, è difficile andare a intervenire su tutte, perché adesso quindi ci sono tantissime. C'è un tempo in cui preciso il lavoro va iniziato e va finito. Ad oggi, se non ci sono altre modifiche, entro il 30 giugno 2022 dobbiamo finire almeno il 60% dei lavori. Quindi potremmo fare davvero ben poco se non ci fosse se non intervenisse nel frattempo una buona proroga, però è già qualcosa. Chi è arrivato prima ovviamente sta usufruendo di questi benefici, nel frattempo c'è stato anche poco tempo per i tecnici per studiare la materia, per cui speriamo che anche questa nostra incontro di oggi possa incentivare anche chi è ancora restio, insomma, a conferire degli incarichi tecnici ai tecnici che, devo dire che anche soprattutto in provincia di Agrigento hanno studiato molto, si sono preparati per affrontare la materia.